alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di cazzate. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore, il cui contratto scade tra 4 anni. Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio De Laurentiis, né Andrea Chiavelli. 3.400 likes. Poi tra l'altro, in estate chiamai Luis, meno male che è andato al PSG. Ne ho chiamati parecchi, ho interrogato Tiago Motta, ma non se l'è sentita. Perché avete cliccato su questo video se vi dà fastidio che io parli di Kvara? Non dovete cliccare. Io guardo un calciatore estremamente talentuoso che sta dominando la Champions League, perché la sta dominando, che ha incontrato 2 dei portieri più forti del mondo, tra Alisson e Martinez stasera, e che dopo un gol pazzesco di Doué, perché è un gol pazzesco, ne fa uno incredibile, dove se la porta avanti con la suola e col sinistro, bacino al palo. Immagino, se avete cliccato su questo video l'avete visto già, questo non ve lo devo descrivere, il gol che ha fatto Kvara, ma è tutto il resto che lui rappresenta, è tutto il racconto che a me dà fastidio, dove ci hanno cercato di convincere che era un calciatore normale, che era la riserva di Neres. Poi sul discorso dell'impegno, io l'ho sempre visto, ma potrei sbagliarmi, magari non si impegnava ultimamente come si sta impegnando in questo momento nel Paris Saint-Germain, ma questo tweet rimane, e da questo tweet si parte, perché queste cose pesano e restano. 2 milioni di views, tratti il tuo calciatore migliore così, poi ma quello è mercenario, ha ricattato la società con l'articolo 17. Dopo questo tweet tu avresti anche potuto utilizzarlo, l'articolo 17, e non farci prendere nemmeno una lira, e invece ci ha comunque portato 70 milioni che noi abbiamo pensato bene di risparmiare, di conservare, di non utilizzare, perché non sia mai provare a vincere subito. E io dissi quella cosa lì: non dare alibi a Conte, perché altrimenti Conte si prende gli alibi e fa il Conte. E oggi noi giustamente facciamo le pulci a Conte. Ma gli hai dato l'alibi? Hai dato l'alibi a Conte, lui ti aveva chiesto perlomeno vediamo di non indebolirci. E l'hai sostituito con Okafor, un giocatore non pronto, senza andare a prendere la media dei punti con Kvara, perché il giocatore che non si impegna non ti dovrebbe portare tutti i punti che comunque ti ha portato, quei gol che ha fatto comunque, è la semplice presenza che metteva in apprensione i tifosi avversari e anche le squadre avversarie, i difensori avversari. Quindi non lasciate nessun like. La mia speranza è che la prossima volta, perché accadrà di nuovo, il Napoli troverà un altro giocatore talentuoso, forse non come Kvara, ma la differenza è che quando li abbiamo trovati in passato li abbiamo sfruttati quasi fino alla fine del loro momento migliore. In questo caso è andato via molto prima, e il problema non è che se n'è andato, il problema è fare finta che non fosse uno dei più forti che abbiamo mai avuto,
E il problema è perché arriva a volersene andare. Il discorso di Conte ve lo dovete ricordare. Essere un punto d'arrivo, e De Laurentiis applaude, è là che deve lavorare il Napoli, non sulle 7 finali, le 12 finali, le 15 finali. Il Napoli deve lavorare per diventare una squadra dove tu vuoi arrivare, non solo per la tua carriera, per crescere e poi spiccare il volo, ma vuoi arrivare per vincere col Napoli. Signori, Kvara rischia di prendersi il dualismo con Yamal in un futuro, non dico per essere come Messi e Cristiano Ronaldo, ma messo in condizione, secondo me, tra i primi 15-20 del pallone d'oro, se il Paris Saint-Germain vince qualcosa, ci può anche arrivare. È bello averlo avuto. Il resto tocca a noi.